Casa delle Culture e carcere minorile, doppietta di concerti fuori porta per la Modern Music Orchestra. Nella giornata di giovedì, domani e domenica 11 la rinomata orchestra giovanile si esibirà in trasferta a Caltanissetta. 2 appuntamenti del taglio sociale con caratteristiche differenti. Il primo concerto in terra nissena si svolgerà domani alle 19 alla Casa delle Culture del volontariato Letizia Colaianni. L'iniziativa, in collaborazione col Movimento Volontario Italiano, prevede l'ingresso libero e un appuntamento di sensibilizzazione e promozione. Quello di domenica invece è un concerto destinato ai detenuti dell'Istituto Penitenziario Minorile di Caltanissetta. È uno dei momenti in programma ai quali teniamo di più, spiega anche Anna Maria von der Poel, presidente dell'associazione musicale MMO, nella convinzione che la musica sia strumento di bellezza e di crescita. Lo sarà anche per chi ascolta, ma per chi suona. I ragazzi ospiti, spiega, saranno certamente coinvolti dalla performance per l'allegria della band e la musica che proporremo, che è intima, nello stesso tempo fresca, ma anche i nostri giovani musicisti vivranno un'esperienza intensa sia per via del luogo sia per l'incontro faccia a faccia con i coetanei che vivono una realtà così particolare, lontana da loro ma alla fine in qualche modo vicinissima. Del resto, conclude Van der Poel, lo scopo sociale ed educativo è quello che ci siamo posti, dando autonomia all'orchestra nata in seno alla scuola come progetto interscolastico. Ad esibirsi 25 giovani musicisti di età tra i 10 e i 15 anni provenienti dalle scuole medie a indirizzo musicale dai licei di Agrigento, Realmonte, Porto Empedocle, Canicattì, Montallegro e Aragona.